La tragedia è avvenuta nella notte nella stazione sotterranea di Sanremo. Carlo De Luca, 55 anni, residente a Fregona, lavorava per la Ivecos di Colle Umberto, appaltatrice esterna di Rete Ferroviaria Italiana. Ad un tratto, per cause in corso di accertamento, il locomotore di un treno cantiere dove si trovava il macchinista ha preso fuoco. Il convoglio veniva utilizzato per la manutenzione notturna della linea tra Ventimiglia e Taggia. La vittima stava lavorando al sistema di cambio del locomotore che, a quanto si apprende, era pieno di olio. In un attimo l'esplosione, le fiamme, il fumo. Immediatamente è stato dato l'allarme. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco, i soccorritori, ma per l'operaio non c'era nulla da fare. Fregona, dove viveva il 55enne con la famiglia, oggi è sotto shock. L'ennesimo incidente sul lavoro, la rabbia dei sindacati è inaccettabile in un paese moderno. Lo conosceva bene il sindaco Patrizio Chies, la stessa passione per la moto. Lui era un grande appassionato di moto e come sottoscritto mi diceva appunto non avevamo lasciato la moto sulla strada, sì, andando per la strada perché ormai mi diceva è diventata troppo pericolosa, succedevano troppi incidenti e quindi aveva preferito optare per altre soluzioni. Casi della vita invece poi gli incidenti sono avvenuti in un altro modo. Alla Ivecos, i titolari, ci spiega il sindaco di Colle Umberto Sebastiano Poletti, sono distrutti. Nessuno vuole parlare, troppo dolore. Anche il primo cittadino preferisce non dire nulla, ma il pensiero di tutti va agli infortuni sul lavoro, troppi, dicono ormai uno stillicidio. Questi incidenti sul lavoro avvengono sempre più spesso e questo dovrebbe, anche per quante volte si dica, però non ci riflettiamo abbastanza, non ci riflettiamo fin tanto che non ti tocca da vicino, nel senso che quando succede ad altri, magari distanti, vabbè, ti dispiace, però lo metti nell'insieme delle cose della vita, però quando poi ti tocca da vicino, questo diciamo diventa un attimo più pesante da mandare giù. La magistratura ha già aperto un fascicolo, agli investigatori il compito di ricostruire gli attimi prima dell'esplosione e dare una spiegazione a questa tragedia. De Luca già da qualche tempo lavorava in provincia di Imperia, era felice di questo incarico, ci dice il sindaco Chies, conosciuto e stimato a Fregona, dove vive anche la mamma. Mi dicevano appunto i suoi familiari che ultimamente aveva cambiato lavoro ed era anche contento perché naturalmente il ragazzo aveva 55 anni, però noi lo consideriamo ancora giovane ed era felice di questo cambiamento che aveva fatto. Purtroppo il destino a volte ci riserva delle sorprese non positive in questo senso.